Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Silvano Cossalters, lavoro per Veneto Agricoltura e mi occupo anche di apicoltura, non solo di apicoltura, in particolare di biodiversità. Conserviamo, come ha detto Alessandra, un po' di tutto, dal vegetale all'animale. Aggiungo solo a quanto ha detto Alessandra che conserviamo anche delle pecore, quindi le razze in via di estinzione a livello regionale presso un'altra azienda della provincia di Belluno in montagna. In particolare oggi però siamo qui per consegnare uno strumento del quale si parla già da tempo e che noi già da alcuni anni stiamo sperimentando e stiamo realizzando una rete di monitoraggio a livello regionale. Viene definita un'arnia elettronica, ma la strumentazione è molto semplice. Si tratta di una bilancia, di un contavoli. Se noi lo vediamo in questo modo, voi vedete che ci sono dei forellini sotto, qui passano le api, okay? Quindi ogni volta che entrano ed escono mi misurano in continuo l'entrata e le uscite. Oltre a questo, la bilancia chiaramente mi serve per misurare in continuo il peso del mio alveare, quindi io so in maniera continua se la situazione del mio alveare, ci sono sciamature, ci sono produzioni, ho tolto qualche telaino per fare un nucleo o cose del genere, oppure ci sono problemi di altro genere. Il tutto viene alimentato con un pannellino solare che viene posto sopra la casetta. Ecco, la bilancia chiaramente viene posta sotto un alveare tradizionale e sopra la casetta viene posto un pannellino che mi dà la corrente sufficiente per la trasmissione dei dati. La trasmissione dei dati qui dentro, questa è diciamo la mente pensante dell'arnia, raccoglie tutti i dati e li trasmette via SIM, quindi via telefono. Mi collego tranquillamente da qualsiasi posizione via internet e io posso vedere i dati della mia bilancia in qualsiasi momento. Sistema molto utile per chi ha tanti alveari, per esempio per il nomadismo e quant'altro. Posso piazzare una bilancia in una stazione che ho, magari ne ho 4 o 5 sparse in tutto il Veneto o anche fuori. Mi piazzo una bilancia all'interno della mia stazione e io da remoto riesco a capire se in quella stazione ci sono degli avvenimenti magari non proprio corretti e quindi posso intervenire, altrimenti dovrei ogni volta fare la spola, macchina e quant'altro. La semplicità, ecco, un'altra cosa, quest'arnia entrerà a far parte di un sistema di monitoraggio regionale che abbiamo già messo in piedi da alcuni anni e che stiamo perfezionando tramite una serie di progetti che sono partiti direttamente da Veneto Agricoltura ma che poi hanno trovato espressione con alcuni progetti europei e che continueranno anche nei prossimi 2 anni, e contiamo nel giro di un paio d'anni di avere una situazione sul territorio di circa una ventina di arnie sparse in tutte le province che mi forniranno un monitoraggio reale e costante sulla situazione degli alveari. Chiaramente questa non mi rileva tutto, mi rileva alcune cose, mi rileva la temperatura, mi rileva il peso, i voli. Ci vorrà la collaborazione degli vari apicoltori delle varie stazioni dove avremo le arnie, perché ci sono anche altri dati che noi rileviamo e che inseriremo in un database che in un prossimo futuro, ma qui siamo veramente quasi in zona d'arrivo, ci fornirà, tutti questi dati verranno confluiti in un'app, un'app che potete scaricarvi tranquillamente sul Palmare, e chiunque cittadino, ma in particolare apicoltori, parlo anche per esempio che ne so, anche in regione o tecnici della regione che vogliono vedere la situazione degli apiari, possono rendersi conto semplicemente cliccando un paio di pulsanti della situazione delle arnie e comunque dell'apicoltura in tutto il Veneto. Tutto mappato chiaramente, perché queste hanno anche un GPS, quindi io so in qualsiasi momento dove sono posizionate. Per cui questo è un po' il tutto. Ecco, l'idea nostra comunque è di arrivare nel giro di un paio d'anni al massimo a una definizione completa di un piano di monitoraggio regionale dell'apicoltura. Un applauso. La mettiamo assieme.